Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. È attesa per domani la decisione del CGA sulla revoca della concessione del litorale di Mondello alla società italo-belga. Da stasera il deputato regionale Ismaele Lavardera occupa simbolicamente la spiaggia palermitana. A Messina allarme antivirus subito rientrato, negativi test sulla turista argentina ricoverata al policlinico per una polmonite. L'infettivologo avverte i contagi sono possibili prevalentemente con contatti prolungati tra persone. A Palermo polizia e carabinieri hanno cinto d'assedio il quartiere Zen alla ricerca delle armi, compresi i Kalashnikov, utilizzati per le intimidazioni degli ultimi mesi in numerose zone della città. Tentata una nuova spaccata nel centro storico di Gela. Il colpo fallisce anche grazie all'arrivo dei vigilanti. I commercianti esasperati però progettano le ronde notturne. Il gruppo Ludoil annuncia l'accordo con il gruppo cipriota Goi Energy per rilevare la raffineria di Priolo. Il più grande complesso di raffinazione nazionale torna dunque a guida italiana. Ondata di miasmi di idrocarburi a Siracusa, tantissime le segnalazioni dei residenti e la sicurezza in città è messa a rischio anche dal degrado urbano. Commozione per la morte della piccola Alessia, gran tifosa del Palermo Calcio, che tutti chiamavano guerriera, combatteva da anni contro un tumore, la camera ardente allestita allo stadio. Calcio, cresce l'attesa per l'esordio del Catania nei playoff di Serie C. Domani a mezzogiorno i rossazzurri conosceranno l'avversario e subito dopo amichevole a porte aperte al Massimino. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la questione che riguarda Mondello. Il deputato regionale Ismaele Lavardera occupa la spiaggia palermitana in attesa del verdetto del CGA che arriverà domani sulla revoca della concessione del litorale all'azienda italo-belga. Un sit-in pacifico, dicono, e senza caos il servizio. Accampati in spiaggia in attesa dell'udienza del CGA sul litorale di Mondello. Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, assieme a Matteo Alisei, presidente di Più Europa, ha iniziato occupando simbolicamente la spiaggia mondelliana il suo countdown verso l'udienza del Consiglio di Giustizia amministrativa sulla revoca della concessione della spiaggia alla società italo-belga. Non pensavamo ci fosse lo sfondo della mafia dietro questa partita, purtroppo però c'è, e quindi domani noi ci auguriamo che il collegio del CGA tenga conto che il comune e la regione si stanno muovendo. Non è vero che ci sarà, come dire, la paura di non riuscire in qualche modo a dare un'alternativa vera a questa spiaggia. Ecco il senso di questa nostra manifestazione pacifica. Sono gli ultimi momenti appesi prima dell'estate ormai alle porte. Domani si saprà se arriverà la revoca definitiva della concessione o la vittoria della italo-belga e quindi del suo ritorno. La vera risposta l'hanno data i cittadini siciliani e palermitani che in queste settimane hanno fatto esattamente il contrario di quello che si raccontava. Non ci sono stati problemi, sporcizia, c'è stato ordine, c'è una spiaggia bella come non mai, dove i cittadini hanno potuto accedere senza alcun vincolo, senza alcuna pressione, senza costi assurdi. Adesso parliamo del virus antivirus a Messina, la paziente argentina, caso sospetto, primo caso sospetto in Sicilia di antivirus, è risultata negativa dopo i test allo Spallanzani di Roma. Allarme subito rientrato, dunque ci dice tutto Francesco Triolo. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Il campione prelevato sulla donna è stato analizzato con le strumentazioni più moderne allo Spallanzani di Roma, riferimento nazionale per test su malattie infettive complesse o rare, come quello per l'antivirus. Sono state effettuate analisi del sangue e dalle urine specifiche mirate a rilevare anticorpi o materiale genetico del virus. La 49enne argentina era arrivata domenica scorsa al pronto soccorso del Policlinico messinese per una sospetta polmonite e ha dichiarato di provenire da una zona endemica dell'Argentina, seppure non avesse avuto contatti con gli altri casi di antivirus sinora riscontrati. Era stata quindi immediatamente posta in biocontenimento già al primo accesso nell'area di emergenza per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, però, gli operatori sanitari hanno seguito il protocollo previsto dalla circolare
del Ministero della Salute e a scopo precauzionale per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani che ha ritenuto opportuno l'approfondimento diagnostico e questa mattina è giunta anche la conferma che il test è negativo. E a proposito di antivirus, in tanti si chiedono come avviene il contagio, quali sono i sintomi, qual è, insomma, e che cosa succede diciamo, durante questa malattia. L'abbiamo chiesto all'infettivologo Jacobello, è andato per noi Tonino De Mana. Dottor Jacobello, i sintomi dell'antivirus. I sintomi sono tipici di un virus influenzale, quindi inizialmente una sintomatologia delle prime vie aeree, mal di gola, rinorrea, particolare affaticamento e soprattutto febbre. Nell'arco dei giorni però la patologia può diventare severa con un interessamento polmonare che a differenza del Covid è interstiziale ma può diventare emorragico. Come avviene il contagio? Il contagio avviene attraverso, fino ad ora noi avevamo diciamo, la certezza che il contagio avvenisse attraverso le deiezioni e le urine dei topi, dei roditori, che una volta aerosolizzati diffondevano nell'aria il virus. Però la scoperta di questa nuova variante, Andes, ha modificato in un certo senso, ha fatto il salto di qualità e il salto anche di specie, per cui con questa variante il contagio interumano è possibile, anche se a differenza del Covid c'è bisogno di un contatto stretto, prolungato, perché possa avvenire il contagio. In cosa consiste il tracciamento? Per questo virus il problema del tracciamento diventa più complicato perché siccome il periodo di incubazione varia da 10 a 40 giorni, è chiaro che se un soggetto ha avuto il contagio 40 giorni, 40 giorni prima, ma sviluppa i sintomi dopo un periodo così lungo, è difficilissimo poi andare a individuare tutti i contatti. Dottor Jacobello, il piano pandemico per l'antivirus. Il piano pandemico per l'antivirus è sostanzialmente il piano pandemico uguale a tutte le grandi pandemie, naturalmente l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e soprattutto il controllo dei contatti e gli isolamenti dei pazienti che hanno avuto il contatto. Adesso cambiamo argomento, andiamo alla cronaca. Polizia e carabinieri battono palmo a palmo il quartiere Zen di Palermo alla ricerca di armi. Il servizio di Manlio Viola. 100 uomini e donne di polizia e carabinieri hanno cinto d'assedio il quartiere Zen di Palermo alla ricerca di armi. La maxi operazione si è conclusa con un arresto e una denuncia per droga e 32 contravvenzioni per un totale di 25.000 euro. I controlli fra Zen e Sferacavallo continueranno come ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E questa la reazione della società civile e delle forze dell'ordine a intimidazioni, sparatorie e clima di tensione che si respirano fra Sferacavallo e Zen di Palermo, appunto. Una risposta concordata nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto nella giornata di martedì in prefettura e i cui effetti si dispiegheranno per giorni. Nessuna nuova zona rossa ma maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio anche di notte sia al quartiere Sferacavallo che Zen. Positiva ma prudente la reazione di abitanti e commercianti della borgata di Sferacavallo. Io mi auguro che questa attività possa essere continuata nel tempo, specialmente in estate e la notte, soprattutto quando la borgata è più vulnerabile a questi attacchi. C'è bisogno di educazione, manca quello. Purtroppo. Intanto giovedì 28 maggio, fra 2 settimane, a Sferacavallo, come già avvenuto nei mesi scorsi allo Zen, sbarcherà la Commissione regionale antimafia, si terrà una seduta pubblica di solidarietà e di vicinanza al quartiere, agli abitanti, ai commercianti. Già nella relazione al Parlamento regionale di 2 anni fa, ha ricordato il presidente Antonello Cracolici, si era manifestata la preoccupazione per la crescente circolazione di armi anche da guerra. Adesso andiamo a Gela dove tornano paura e tensione nel centro storico. Nella notte 2 uomini hanno tentato di assaltare una tabaccheria armati di una mazza, senza riuscirvi però anche perché sono stati destabilizzati dall'arrivo dei vigilantes. Ma i commercianti del centro storico dopo tutte queste spaccate notturne adesso pensano anche alle ronde. Il servizio di GR Italia.
Il rumore dei colpi nel silenzio della notte, poi la fuga improvvisa all'arrivo della vigilanza e l'ennesimo tentativo di spaccata che colpisce il centro storico. Sono circa le 2:30 quando due uomini arrivano davanti a una tabaccheria armati di mazza, puntano direttamente alla vetrina nel tentativo di sfondarla e introdursi all'interno del locale. I malviventi colpiscono più volte il vetro con violenza, ma durante l'assalto la mazza si rompe. Nonostante questo, continuano a tentare di aprirsi un varco prendendo a calci la vetrina, senza però riuscire a entrare. A mettere fine al raid è l'arrivo dei vigilantes impegnati nel controllo della zona. I due, accortisi della presenza della sicurezza privata, scappano rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che arriva appena 2 notti dopo l'arresto in flagranza di un uomo accusato di aver tentato una spaccata ai danni di una parrucchieria in via Venezia. Ma la sequenza di furti e tentativi di assalto registrati negli ultimi mesi continua ad alimentare rabbia e paura tra gli esercenti del centro storico. Tra i commercianti c'è anche chi pensa all'organizzazione di ronde notturne per presidiare le attività commerciali. Una prospettiva che la Confcommercio locale prova a disinnescare, invitando a mantenere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio. Noi stiamo cercando in tutti i modi di evitare tutto questo, ci fidiamo delle forze dell'ordine, sappiamo che stanno lavorando e speriamo che più presto anche gli altri autori di queste spaccate vengano assegnati alla giustizia. Il clima nel centro storico resta però pesante e mentre commercianti e residenti chiedono maggiore sicurezza cresce la preoccupazione per un'escalation criminale che sembra non arrestarsi. Abbiamo ancora argomento, si apre una nuova pagina per l'ISAB di Priolo, il più grande complesso di raffinazione d'Italia. Il gruppo Ludoil della famiglia Amaturo ha sottoscritto un accordo con la cipriota Goi Energy per acquisire la partecipazione della società nella proprietà della raffineria siracusana. Il gruppo dunque torna italiano in servizio. Il gruppo Ludoil ha raggiunto un accordo per acquisire l'ISAB di Priolo, polo strategico per la sicurezza energetica nazionale. Un'operazione che guarda al futuro tra bioenergie, occupazione e transizione green. Nel cuore industriale di Priolo Gargallo si apre quindi una nuova pagina per l'ISAB, il più grande complesso di raffinazione d'Italia. Il gruppo Ludoil della famiglia Amaturo ha infatti sottoscritto un accordo con Goi Energy per acquisire la partecipazione nella società proprietaria della raffineria siracusana. Un passaggio che segna il ritorno sotto una guida italiana di un'infrastruttura considerata strategica per la sicurezza energetica del paese. L'operazione avverrà in 2 fasi. La prima riguarda il 51% delle quote ed è subordinata al via libera del governo attraverso la normativa sul Golden Power e alle autorizzazioni antitrust. Ma il progetto guarda già oltre il petrolio tradizionale. L'obiettivo annunciato è trasformare l'ISAB in una moderna multi-energy company, capace di integrare raffinazione, bioenergie avanzate e nuovi vettori energetici sostenibili. Un passaggio strategico che potrebbe rafforzare il ruolo della Sicilia come hub energetico del Mediterraneo, grazie anche ad investimenti già avviati nel polo industriale di Priolo. Sul fronte occupazionale l'azienda assicura la salvaguardia integrale degli attuali posti di lavoro e promette nuove opportunità legate a ricerca, innovazione e formazione. Restiamo sempre nel siracusano, andiamo in città, a Siracusa. La città si è risvegliata con forti odori di idrocarburi, tante le segnalazioni dei cittadini e dei residenti, tanto la sicurezza è messa a rischio anche dal degrado urbano. Il servizio di Francesco Aloi. Stamattina si è svegliato, ha aperto la finestra e l'ha richiusa perché non potevo lasciarla aperta perché sennò si infettava tutta la casa. Aria irrespirabile e finestre chiuse. Siracusa si è svegliata così, con un forte odore di idrocarburi, avvertito anche nei comuni limitrofi. Si è intasata tutta la casa, una puzza tremenda di petrolio. Ma non è solo stamattina. Capita spesso. Centinaia le segnalazioni sull'app Nose, pensata proprio per dare voce ai cittadini che diventano informatori. Inutile dirlo, quasi certo che tutto arrivi dal polo petrolchimico di Priolo, probabilmente favorito dall'umidità. L'ARPA ha subito attivato i campionamenti dell'aria. Non se ne può più, è sempre stato così, ma già è da qualche anno che è così. A Siracusa però le lamentele arrivano anche per il degrado, che mette a rischio la sicurezza. Qui siamo alla Balza Cradina, a 2 passi dalla latomia dei Cappuccini, un'area di attesa sicura in caso di calamità, dove invece impera la vegetazione spontanea.
Impedisce sia a noi sia ai nostri amici a quattro zampe di poter passeggiare tranquillamente. Qui, come in altre zone della città, c'è il Festival di topi, pulci e zecche, perché a Siracusa la cura del verde non va di moda. Adesso parliamo di Alessia, la bambina affetta da un tumore aggressivo, non ce l'ha fatta, è morta dopo aver lottato come una guerriera contro la malattia che non le ha dato scampo. Grande tifosa del Palermo, era diventata una icona per i supporter rosanero. Adesso la Camera Ardente è stata allestita allo Stadio Barbera, il servizio di Marco Gulla. La piccola Alessia non ce l'ha fatta. La bambina, tifosa del Palermo, è morta la scorsa notte dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo contro cui lottava. Aveva 8 anni. Negli anni aveva affrontato un percorso terapeutico complesso. La sua storia aveva commosso la città e il mondo rosanero. Alessia aveva stretto un legame particolare con il vice capitano del Palermo, Jacopo Segre, che nei mesi scorsi era andato a trovarla a casa e aveva continuato a informarsi sulle sue condizioni. Segre ricorda con un messaggio sui social la sua tifosa: un privilegio averti incrociato. Alessia è diventata anche un'icona delle tifoserie di tutta Italia, da Venezia a Catania. Tutti gli ultras le tributavano saluti e applausi. Che forza Alessia, nonostante la malattia era un vulcano. E che forza la sua mamma, nonostante la partita fosse compromessa. Non ha mai mollato, come cantano gli ultra, accompagnando la figlia in ogni momento della sua vita, tra momenti belli e meno belli. Alessia, la guerriera, vogliamo ricordarti così, mentre canti per la tua passione più grande, e siamo sicuri che continuerai a farlo anche da lassù. E c'è un'altra storia che ha commosso tutti a San Giovanni La Punta, nel catanese, la morte di Suor Nadir, affogata in mare per salvare 2 consorelle che rischiavano di annegare. Una storia, dicevamo, che ha commosso tutti, non solo la comunità del monastero delle Carmelitane, l'arcivescovo di Catania, ma anche tanti fedeli e gente comune proprio a San Giovanni La Punta. Il servizio di Eva Spampinato. Si sono messe in auto di buon mattino per venire a dare l'ultimo saluto a Suor Nadir qui a San Giovanni La Punta, alle porte di Catania. Voi da dove arrivate? Dalla Mezia Calabria. Siete venuti apposta? Sì, apposta, perché siamo pure noi brasiliani e quindi la conoscevamo. Le consorelle del monastero delle Carmelitane invece sono ancora sconvolte da quei momenti di panico vissuti tra le onde alte della spiaggia di Vaccarizzo, dove è poi annegata Suor Nadir per salvare 2 sorelle. Faremo il documento giusto come Carmelitane, mi scusa. Senta, ma un messaggio che volete mandare? Ma il via vai di fedeli e amici oggi è incessante. L'ho vista ora, è serena, è bellissima e ha donato la sua vita per le sue suore. Morire per amore. Il messaggio più potente che esista, di coraggio e generosità in un mondo dominato da violenza ed egoismo. Ha rappresentato lei quello che si dovrebbe fare, quello che dovremmo essere. Non deve essere un mondo sempre di egoismo, un buon esempio. Ci salutavamo, ci facevamo gli occhi dolci. Settimanalmente loro venivano da noi e davamo un sostegno anche alimentare e di vestiario per i loro assistiti. Qui davanti al piccolo monastero la morte oggi assume un'altra sostanza e apre le porte alla riflessione. Un segno di luce per i giovani, pure per le famiglie, è ciò che ha fatto lei. La storia della giovane suora brasiliana è un esempio universale, nata in una famiglia poverissima, cresciuta dagli zii, finita in brutti giri di estremisti politici, a 15 anni la conversione, come ha raccontato lei stessa. Perché sono l'amore di Dio, può spiegare che una giovane adolescente una morte che lascia un vuoto, ma anche un grande insegnamento che va oltre la religione. Adesso cambiamo argomento perché vi portiamo all'interno di una delle sale operative dell'ANAS, cuore pulsante di tutte le attività svolte per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Questa mattina nella sede di Catania si è tenuta una riunione con le forze dell'ordine e con il prefetto di Catania, Signoriello. È andata per noi Emanuela Corsi.
Un sistema capillare di controllo attraverso monitor, telecamere, pannelli a messaggio variabile e automezzi. Ci troviamo in una delle sale operative dell'ANAS, in quella di Catania, dove si effettua un continuo monitoraggio delle condizioni della viabilità sulle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Le nostre sale operative operano a stretto contatto con la Protezione Civile, Prefettura, Forze dell'Ordine, per qualsiasi evento che può andare dall'incidente ad eventi meteorologici avversi. Quindi la coordinazione di tutti fa sì della buona riuscita di qualsiasi intervento in tempi molto celeri. Il personale si avvale di moderne tecnologie per fronteggiare le emergenze come gli incidenti stradali o le condizioni meteo avverse. Parliamo di tecnologie avanzate, efficientamento energetico, digitalizzazione e sensoristica. Le nostre gallerie, come vedete anche dallo schermo, sono dotate di telecamera e quindi hanno un sistema SCADA, quindi da remoto, dove i nostri professionisti possono intervenire per qualsiasi evento secondo, diciamo, un piano di sicurezza e di emergenza che va a dettagliare qualsiasi tipo di evento, che può andare dall'incidente all'incendio in galleria. Le varie attività che si svolgono nella sala operativa dell'ANAS di Catania sono state illustrate durante un briefing alla presenza delle forze dell'ordine e del prefetto etneo Pietro Signoriello. Adesso la musica, dopo i trionfi internazionali, il volo sarà di nuovo in Sicilia a luglio al Teatro Greco di Siracusa, poi a Taormina. L'emozione di questo debutto con Ignazio Boschetto e Piero Barone, 2 dei 3 componenti del gruppo musicale, che usciranno anche con un nuovo singolo, il servizio di Eva Spampinato. I'm Ignazio, I'm Piero, I'm Gianluca, we are Il Volo. 17 anni di successi in giro per il mondo, partiti poco più che bambini dall'Italia e diventati icone globali del bel canto. Nella loro carriera hanno cantato nei palcoscenici internazionali più importanti. L'America Latina è diventata la loro seconda casa, ma c'è sempre una prima volta che sa di stupore e meraviglia, e sarà proprio in Sicilia. Io personalmente sono quasi un anno che non torno in Sicilia, quindi siamo molto felici. Poi Siracusa sarà la prima volta che canteremo lì. Noi, oltre che essere dei visitatori, saremo anche protagonisti di quel posto, ma protagonista sarà anche il pubblico, perché noi ci teniamo a definire il pubblico parte integrante del concerto. Dopo il sold out in America Latina e negli Stati Uniti, il volo tornerà in Italia e a luglio debutterà al Teatro Greco di Siracusa, l'11 luglio. Non conosciamo il posto, quindi sappiamo che è uno dei posti più belli in Sicilia da dove potersi esibire, ecco. Per poi raddoppiare al Teatro Antico di Taormina il 22 e il 23 agosto. Che effetto fa tornare in Sicilia, in teatri storici che hanno una storia incredibile, impressionante, dopo aver girato in realtà davvero tutto il mondo. Noi siamo molto affezionati a Taormina, anche perché Taormina è stato uno dei primi concerti che abbiamo fatto in Italia nella nostra carriera. Intanto sta per uscire il nuovo singolo Cuerpo sin alma con la star latina Carlos Rivera, una versione italo-latina della canzone di Riccardo Cocciante, Bella senza anima. Con Carlos c'è sempre stata una grande amicizia, un po' come nascono le cose più semplici in una cena, anche perché il padre era molto fan di Riccardo Cocciante quando la canzone esplose anche in Latino America. Prepareremo un tour perché tra qualche anno saranno 20 anni di carriera, però prima di tutto questo ci sono le puntate su Canale 5 di Tutti per Uno, quindi c'è tanto lavoro, ma siamo felici perché viviamo facendo quello che amiamo fare, per cui siamo nati. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro il calcio, parleremo del Catania. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio. Domenica il Catania giocherà la prima partita dei play-off di Serie C, validi per la promozione alla categoria superiore, con il test di Santa Venerina che sarà domani, però a porte aperte. Toscano proverà i suoi giocatori in vista proprio della prima gara, il servizio di Francesco Triolo.
Domenica il debutto nei play-off, un impegno che si avvicina e che il Catania sta preparando da giorni, prima a Veronello, adesso in sede. Questa mattina i rossazzurri hanno svolto un'altra seduta di avvicinamento alla gara di domenica, una sfida d'andata che si giocherà lontano dal Massimino contro un avversario ancora da definire, lo dirà il sorteggio dopo il ritorno del primo turno nazionale. Toscano si porta dietro un paio di certezze arrivate dal ritiro della scorsa settimana, quelle dei recuperi di alcuni giocatori chiave come Miceli, Donnarumma e Casasola, tutti fermi nell'ultima giornata di campionato a Caravaggio e nel 4-1 di giovedì scorso contro l'Inter Under 23, che però hanno giocato poi la partitella in famiglia finale. Casasola è quello che più degli altri sembra essere in grado di accorciare i tempi del rientro inizialmente previsto per la gara di ritorno del secondo turno nella fase nazionale dei playoff ed essere quantomeno convocabile per la sfida d'andata. L'unico che al momento sembra essere più indietro è Corbari, che si spera di recuperare per il ritorno al Massimino. Un test significativo per capire le condizioni attuali di tutta la rosa potrebbe essere quello di domani, con una sorta di allenamento congiunto che la società sta organizzando probabilmente con il Santa Venerina, vincitrice del campionato di promozione. Per l'occasione le porte del Massimino dovrebbero essere aperte. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa. Prima di chiudere un'ultima notizia, ha preso il via a Catania con la tradizionale sfilata della 21esima edizione del Palio d'Ateneo, l'appuntamento atteso dagli studenti universitari, diventato ormai patrimonio della città. Fino al 15 maggio, 3 giorni di divertimento tra giochi e sport, una vera e propria Olimpiade universitaria che si svilupperà come da tradizione in 3 luoghi iconici di Catania, il centro storico, nel tratto tra via Etnea, Villa Bellini e Piazza Università, il villaggio turistico Le Capannine sul lungomare Kennedy a Catania e poi la cittadella universitaria di via Santa Sofia, il connubio tra l'Università di Catania, Radio Zammu, il CUS, centro universitario sportivo, vedrà la partecipazione di tutti i dipartimenti d'Ateneo suddivisi in 13 squadre nel corso delle 42 competizioni goliardico-sportive di 24 discipline. Cercheranno di spodestare i detentori del titolo del 2025 aggiudicato da medicina nell'eterna contesa poi con ingegneria. E su questa notizia chiudiamo questa edizione di TG Sicilia, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.